Non passa inosservato il premio giornalistico per Venezia voluto dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Anche con questa terza edizione cerca di contribuire a un dibattito non scontato sui problemi della città. L'inviato Luca Colombo e Pino Feronato. Venezia che svanisce, Vanishing Venice, il titolo dell'articolo in inglese, diventa Venezia l'assedio nell'edizione italiana del mensile National Geographic, 2009, numero d'agosto, pubblicato in 30 paesi con l'onore della copertina. E adesso per Cathy Newman la terza edizione del premio giornalistico Istituto Veneto per Venezia. La bellezza è così fragile, penso che tocchi prima di tutto ai veneziani avere a cuore la propria città e impegnarsi a difenderla. Ci proponiamo di far vedere al pubblico italiano, veneziano in particolare, che cosa pensa di Venezia la stampa estera e la stampa italiana, perché soprattutto queste persone che scrivono con grande amore per Venezia. Menzione e medaglia dell'Istituto a Delphine Sobaber e Vania Lusic per La moribonda è immortale sul francese L'Espress e a Tiziano Scarpa, scrittore venezianissimo, per Come pazza Venezia, L'Espresso. Sì, Venezia si consuma, ma chi la vede secondo me torna a casa migliorando il resto del mondo, vede che si può vivere in un altro modo. L'usura, l'abuso anche di Venezia, a mio parere, è anche un po' il prezzo da pagare per rendere più bello il resto del mondo. Per il National Geographic la Newman chiede chi sarà l'ultimo dei veneziani. Non so, le risponde una signora di antica famiglia, ma di certo ci ricaverà dei soldi.